Vicepresidente Riccardi, un metodo nuovo per ricostruire, per ripristinare le opere danneggiate dal maltempo. Beh, un metodo che è figlio di una storia che questa regione ha alle spalle, che ha sempre dato grandi risultati, e noi speriamo che ulteriormente agevolando i comuni si possa riuscire a realizzare questa corsa contro il tempo che prevede entro il 30 di settembre circa 150 procedimenti per oltre 28 milioni di euro direttamente ai comuni. La spesa complessiva ne vale un centinaio di milioni e poi la partita riguarda le opere più complesse che saranno in capo ai gestori delle reti idriche, a Friuli Venezia Giulia Strade, a Promoturismo, alla direzione dell'agricoltura, dell'ambiente e della protezione civile. I comuni coinvolti in quest'opera di ripristino quanti sono? Beh, complessivamente sono circa 40-50 comuni, insomma. Complessivamente abbiamo in capo circa 140 procedimenti, quindi è un'operazione molto complessa. Novità che la protezione civile si è presa in carico i procedimenti e quindi ha alleggerito i comuni di un gravamme che era notevole. No, i procedimenti li lasciamo in capo ai comuni, la gestione attuativa con tutta la partita legata ai pagamenti resta in capo alla direzione della protezione civile. Questo per consentire ai sindaci di avere meno oneri possibili, concentrarli sull'attività progettuale e la realizzazione delle opere.